Salve, e sono qui oggi per parlare del libro Codogna Cuore Veneto, che avrà un seguito. In aprile, infatti, sto per presentare la nuova edizione a Conegliano e volevo illustrarvi le novità che ci saranno in questo libro. Allora, innanzitutto non ci sarà la scritta Codognier, ma solo Cuore Veneto. Sto lavorando adesso al sottotitolo e spero di trovarlo quanto prima in modo da far capire a chi lo leggerà che si tratta di un libro non solo con i contenuti riferiti a un paese, ma a tutto il territorio del Veneto. Non proprio tutto, ma almeno per quello che mi riguarda. E, e sarò più specifico. È il territorio che più mi riguarda, partendo dall'Adriatico, arrivando fino alle Dolomiti, e certi paesi, certi luoghi che sono stati presenti fin dalla mia infanzia e hanno continuato ad esserlo fino ad oggi che ho quasi 60 anni. Partendo dall'Adriatico parlerò di Jesolo, dove ho passato tante estati assieme alla mia famiglia quando ero piccino, quando Jesolo era un bellissimo posto, cioè è ancora, ma era molto diverso da quello che è adesso, forse più tranquillo e più vivibile. Sicuramente quello che rimane nella fantasia di un bimbo che va al mare, i ricordi sono più vivi e più interessanti. In un secondo tempo ho lavorato agli alberghi e venendo su verso nord troviamo poi cosa? Oderzo, anche Oderzo dove sono stato a scuola e dove vado spesso nella piazza per fare delle foto, in quanto è bellissima la piazza pedonale che c'è lì in centro, basta che uno si sieda lì fuori in uno dei tanti caffè e guardi il pubblico passare, ci sono migliaia di foto da fare per un fotografo di strada quale mi ritengo io oggi. Quindi diciamo la zona di Opitergino, Mottense, Motta di Livenza, Porto Buffolè, la bomboniera del Veneto, come la chiamo io, un borgo magnifico. Per chi non lo conosce, sicuramente da visitare, ci sono tante manifestazioni, mercatini, vengono ricreate atmosfere medievali e ci sono tantissime iniziative che vengono fatte lì in comune, quindi non perdetevi il Porto Buffolè. Poi venendo su c'è il Coneglianese, ovviamente la zona dove sono nato, io sono nato a Conegliano pur vivendo a Codognè, e quindi tutti i ricordi di una Conegliano che è cambiata moltissimo negli anni, il vino, il cibo, le manifestazioni come Antenna Cinema che hanno portato nella cittadina tantissimi attori, artisti, all'Accademia, al Teatro Accademia, eh, per quella kermesse che era nel cinema e dove si presentavano i nuovi film e poi si parlava con gli attori, con i registi e con gli artisti che partecipavano a questa kermesse in un dibattito interessante live proprio lì nel Teatro Accademia in pieno centro a Conegliano con le varie manifestazioni, il Club dello Stropolo, i giorni della Ferrari, i Giri d'Italia, il Pedala con noi,
la dama castellana e chi più ne ha più ne metta, il carnevale, una città viva e che vive continuamente di nuove realtà, di nuove manifestazioni, le librerie ci sono in città sono sempre molto visitate, il quartiere latino, la libreria Canova, adesso se ne è aggiunto uno di nuovo al Conè dove appunto ho anche presente il libro Codogna Cuore Veneto. Quindi Conegliano e le sue colline partendo dal castello, come ho raccontato anche, ho avuto modo di raccontare nel primo volume, il percorso che si fa anche in bicicletta per a chi piace andare con questo mezzo, partendo dal castello di Conegliano, dietro verso Rua di Felletto, tutto il Felletto, San Pietro, la chiesa millenaria lì, e Rua e giù fino a Refrontolo, poi da Refrontolo verso Pieve di Soligo, Solighetto e avanti verso Follina, girando a sinistra si va verso Miane, Combai e via via tutto il percorso delle colline fino ad arrivare a Valdobbiadene attraverso queste bellissime colline che nulla hanno da invidiare a quelle della Toscana, anzi andrebbero sicuramente più valorizzate. Un passo indietro, mi fermo un attimo a Pieve di Soligo da dove proveniva mia madre, che veniva proprio da Pieve di Soligo e dove nella zona di Solighetto ho avuto il piacere e l'onore di conoscere anche Lino, il mitico Lino del ristorante del Solighetto. In questa zona dove ci sono ristoranti, trattorie, pizzerie e cantine dove si può visitare e degustare il re dei vini che è il Prosecco. Ecco, questo sarà il percorso ideale che vorrò fare con il nuovo libro in questa zona. Poi, tornando indietro verso Follina, invece che venendo da Pieve, invece che girare a sinistra, girando a destra, andiamo verso Cison, passando c'è Tovena, Cison, poi giù i laghi di Revine, Tarzo, fino a Vittorio Veneto. Anche qui Vittorio Veneto, una breve sosta, un borgo, una città meravigliosa con Serravalle e Ceneda e tutti i suoi borghi interessantissimi da visitare e da vedere. Vittorio Veneto, anche qui ho studiato per un anno e ho passato tanti pomeriggi ai giardini o su a Sant'Augusta, ci sono tantissimi posti da vedere e da visitare anche qui. E proseguendo verso nord ci avviamo verso il lago di Santa Croce, paradiso dei surfisti, dove ogni anno si svolge anche una bella gara ciclistica, cicloturistica, il Giro del Lago per beneficenza, interessante. Su verso, prendendo la strada per Cortina, si arriva poi a Longarone e qui bisogna fare una sosta sicuramente per visitare la diga del Vajont con quello che è stata la tragedia del Vajont che non dobbiamo dimenticare. C'è un percorso da fare, si può entrare e salire nella diga, c'è una guida che spiega tutto quanto, molto interessante. I paesi di Erto dietro, il paese di Erto è ancora molto interessante anche quello. E poi ritornando sulla statale, dopo aver reso omaggio alla stupidità dell'uomo che ha voluto questa tragedia immane che è stata appunto il disastro del Vajont, e torniamo sulla statale e andiamo verso nord ancora per arrivare poi attraverso San Vito scusate, Piedi di Cadore, e girando a destra lì a Lorenzago, dove per 3 volte ho avuto il piacere
anche lì di seguire Papa Wojtyla per 3 volte quando è stato in vacanza negli anni '80, quando ero attivo come fotoreporter. E più in su, tornando indietro verso San Vito, poi Cortina e il Pelmo, prima di Cortina, le Dolomiti Bellunesi. Cortina che è stata per la mia famiglia un punto di riferimento fin da piccoli. Lì si sono conosciuti i miei genitori e mio padre, che era ricoverato al Codivilla Putti dopo essere ritornato dalla prigionia nazista in Germania, dove ha passato 18 mesi nel campo di concentramento a Bochum-Messen, e ha dovuto fermarsi a Cortina perché era l'unico ospedale in grado di curarlo, e ha passato 3 anni ingessato dalla testa ai piedi. Lì ha conosciuto mia madre, che era venuta a trovare un'amica di Pieve di Soligo, che si era sposata con un artigiano di Verocai, un artigiano del legno, e lì tutta la storia di mamma e papà e di noi che andavamo quando eravamo piccoli a sciare con lo slittino a casa di questa sua amica, che ci ospitava volentieri. Era bellissimo andare durante le vacanze di Natale. Cortina, che è stata anche uno dei primi luoghi dove ho lavorato negli hotel, e ricordo con piacere il primo hotel dove ho lavorato, l'hotel Tofana, che adesso non esiste più a Pocol, di proprietà di Menardi. Il signor Renzo, mi ricordo, era allora il sindaco, parlo degli anni '70, quindi moltissimi anni fa. Era una Cortina diversa anche nel pubblico, nelle persone che frequentavano, però è una Cortina sempre bellissima per le sue escursioni, le sue gite, le pedalate che si possono fare, le sciate. È veramente una palestra che chi non la conosce dovrebbe conoscere, è veramente interessante. A Cortina sono ritornato più volte e torno perché le montagne esercitano sempre un magnetismo al quale è difficile sfuggire, i rifugi, e l'ultima stagione che ho fatto lassù è stata negli anni '90 e ho avuto occasione di fare quasi tutti i rifugi della zona. Alternavo un po' i rifugi a delle escursioni con la bici, e ho conosciuto quasi tutti i rifugi più facili, diciamo. Non mi sono mai avventurato in ferrate o in scalate, però rifugi come il Giussani sulle Tofane o gli Scoiattoli, Palmieri, Croda da Lago, e per nominarne alcuni, ma ce ne sono centinaia. La Gazzuoi, dove si vedevano sempre gli stambecchi, i camosci, scusate, le marmotte, e tutto sempre molto interessante e molto bello dal punto di vista naturalistico. Cortina, che non è solo lo struscio in Corso Italia, anche se questa è una delle sue caratteristiche dalle quali non si può prescindere. E qui ho lavorato anche all'Hotel della Poste, che è ancora oggi uno dei più prestigiosi hotel, dove si incontrano per l'aperitivo i VIP. Ma la parte di Cortina che amo di più rimarrà sempre quella delle escursioni e delle passeggiate in montagna. Tutto qui. Questo è il percorso ideale che vorrei fare nel libro,
e ci sto lavorando e non è facile, ma sicuramente spero di farcela per la fine di aprile, quando presenterò il libro a Conegliano, e successivamente a maggio, quando avrò una data, il 16 maggio, sempre a Conegliano. E se volete rimanere al corrente di quanto succederà al libro, basta che vi iscriviate al mio canale YouTube, dove potrete vedere questo video e lasciare commenti, e se volete vi terrò informati di quanto succederà. Per adesso questo è tutto, spero di non avervi annoiato con le mie chiacchiere, e grazie a tutti quelli che hanno già letto il libro e che mi hanno dato del buon feedback, dei consigli utili per migliorarlo e per integrare le cose che magari ho dimenticato o tralasciato nel primo. Ne terrò conto sicuramente, e ringrazio tutti e vi saluto e grazie per avermi ascoltato, e ciao ciao a tutti.